Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. Io invece sono Siamo sull'Ultimate Team e siamo contro un amico, contro Simone, che abbiamo visto anche sul Pro Club. Adesso vediamo di fare una buona figura, anche se so che è molto forte. Nella macchina per le spalle, tipo alzi i pesi. Vai, andiamo. Vediamo Vidal Pogba. Vediamo che squadra ha. Vede che, non so, insomma, dai. Un movimento sbagliato, Circa come la mia. Oddio. Faccio cadere tutto. Circa come la mia, ragazzi. Vai. Adesso sto facendo un video contro i Kuma. Ti ho chiesto perché... Vediamo un po' come va la partita. Questo è veramente forte, 104 vittorie. Forse e sono troppo alti i pesi, non so neanche lui. No, Milazzi non deve laggare, però, ok. Laggata iniziale, come e via. Sì, laggata iniziale, perché sento Simo, voi non lo sentite, me lo sento. Lag ti a vedere nel video, sei contenta? Vai, Escia. Faccio pubblicità ai miei 4 colpi di lag. Vai, Escia. Dai, ragazzi, questo è forte, 104 vittorie, 11 sconfitte, ragazzi, nel suo palmarès. Che miracolo ha fatto. E niente, fanno le sforbiciate, che fenomeni, però io non ho... Vai, Escia. Porca puttana. Oggi è uscita la bomba di mercato, Inter sulle tracce di Hamsik. Dobbiamo stare molto attenti, ragazzi. 2 Vidic a giugno. Inter vicina... no, Inter occhio, bravo portiere. Non lo darà mai all'Inter. Dai, ragazzi, occhio, di testa, e c'è il gol. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, che gol del Balo. Mamma mia, che gol del Balo. Si parte subito bene. No, hai sentito che il Milan ha preso Rami? Sì, minchia. Non è malissimo, Però sai che è francese, fa l'intesona come Exes verde. Dai, Fioi. No, non è male. Dai, Fioi, possiamo recuperare. Vediamo se il problema è dei giocatori o dell'allenatore. Rami non è scarso. Porca puttana. Occhio. Ok. Hanno preso un bel gol, però evitabile. Così, va avanti attenzione. Ancora numeri di Simo. Dai che recuperiamo. Vai, Igua. Non ci credo. Gol! 1-1. Grande Tevez. Bene. Grandissimo Tevez. Niente, compagni di merda, brutto figlio di puttana. Grandissimo Tevez. Pallone all'esterno per Bucher. Bravi. Hai già capito, Muriel c'ha il fisico di un coreano. Mamma mia. No, cazzo, però nostre robe. Faraone. Bravo. Vai quadradone. Di testa! 2-1. 2-1 per lui, guarda, poi staccarti le cuffie, fidati di me. Grande Tevez. Ma fa eco? Grande Tevez. Staccale proprio del tutto. Grande Tevez. Ok, sì. Attenzione, ragazzi. Questo avversario è fortissimo, il grande Simo. Ha uno score incredibile, ma siamo in vantaggio. Però dobbiamo stare calmi perché manca ancora un'eternità. Eccolo là, ecco, mamma mia. Grande portierone. Stiamo attenti ai colpi di testa che sono letali, ragazzi. Occhio, madonna che numeri. Bravi. Dai Tevez. No, non ci credo. Mamma mia, per poco la prendevo.
No, che cagata, che cagata. Grande, grandissimo Mamma portiere. mia, gli sta parando il culo. Grande portierone. Occhio, occhio, bravo. Vai Tevez. Ah, Dio santo. Dio mio. Dai, dai, Fioi, dai, Fioi. Cagatissimo. Nelle rimesse laterali veramente sono una pippa. Occhio, occhio al quadro. Ha una squadra praticamente speculare. Occhio, bravo di testa. Buttala via, buttala via. Ottima cosa, vai Pipita. Pipitone per Tevez. Ma porca puttana, sto dormendo adesso. Dopo il gol mi sono un po' spento, dai Fioi. Partita abbastanza equilibrata comunque. Dai però, pressiamoli, cazzo, dai che sbagliano. Molto bene. Fallo. Meno Ammonito. male, va che non me l'ha espulsa. Ammonito Gbonna. Male. No, sti stop però. No, si stop qua. Stop, non si può sbagliare il primo tocco, ragazzi, in Serie A, non esiste. Bravo Escia. Vai Naingo. Occhio, occhio a Pogba. Buon Reina, dai Reina. Dai, corri Paolino. Mamma mia. Grandissimi. Dai, dai, dominatori sexy. Bravo Escia. Escia! Parata di Buffon. Dai, però pressa, cazzo. Bravo. Bella questa, bella. Niente da fare. Recuperato bene la difesa juventina. Bravi in difesa no, Balotelli. Occhio a Balotelli, occhio a Balotelli. Ok. Tirala via. Dai, non... No, va verso l'interno, va verso l'esterno. Madonna, che lento, che lento. Purtroppo mi manca Marchisio, ragazzi. Infortunato. Occhio, bellissimo. Pazzesco. Grande Pepone. Grande Pepone. Grandissimo Escia. Dai Escia. Porca mignottona. Tiro di merda. Dai, pressiamoli, dai. Niente da fare, recupera ancora la Juve, ma ancora i dominatori. Ancora i dominatori sexy. Contro la squadra di Pogba e Vidal. No. Bravissimo Vidal. Fine primo tempo. Fine primo tempo, ragazzi. Vidal Pogba 1, dominatori sexy 2. Ok, secondo tempo. Secondo tempo. Siamo allo Juventus Stadium, penso. Vai Carlitos. No, Carlitos, no, ste robe. Colpo di tacco. Bella azione questa, bella azione. Purtroppo, bella azione. Qua rischiamo di prendere il gol. Mamma mia. Niente. Fuori di poco. Fuori di poco, ma sono abbastanza soddisfatto della mia squadra. No, ragazzi, adesso lo prendiamo. Bellissimo. Mamma mia. Siamo in sofferenza. Adesso no, ste cagate, no, ste cagate. Non possiamo regalare ste palle, però.
Niente da fare. Teniamo duro, ragazzi, teniamo duro. Bisogna giocare anche in difesa e ripartire in contropiede. Bravo Barza. Vai Quadrado. Vai Quadro. Bravo Quadro, no di là, ma no di là. Ma no, di là, nostra, nostra. Rimessa nostra, ragazzi. Ma porca mignotta. Bravo Barza. Bravissimo Barza. Recupera Buffon. Recupera Gianluigino. Vabbè, la lascio. Recupera Gianluigino. Ragazzi, pressing. Non possiamo lasciare spazio a questo. Porca puttana Tevez. Brutto, brutto. No. Brutto, brutto, brutto. Vai Reina. Dai, però centrocampo siamo in difficoltà adesso, Centrocampo siamo in difficoltà. Non ne prendiamo più una, raga, non ne prendiamo più una. Dai, finale. No, non dormire, non dormire. Attenzione, tiro da fuori. Eurogol. Che gol del centrocampo di Vidal! Non ci credo. Che gol del centro male il video! Non ci credo. Dio, guarda il video di Comenda quando lo mette, oddio! Non ci credo. Guarda che gol che ho preso. È gasatissimo Simone. Dio, ho mai visto un gol così? Sì, ma il portiere dove cazzo era? Arturo! Non ho parole. Non ho più parole. No, anche... Timo, tu usi 4-3-4? 4 allora, brasiliano 4-3-3-4, inglese 4-3-3-2, Serie A 4-4-2. Non ho parole. Non ho parole. Che gol che ho preso. Un gol incredibile, però... Vabbè, lasciamo perdere. Il mio portiere è dormito. Vaffanculo, va. Grande Simo comunque, un Eurogol. Buttala su. Adesso è dura, adesso è dura. Oh, c'ha il balo. Bravi. Bravissimi. Dai. Dai Quadradone. Dai Quadradone. Mamma mia. Dai Fioi, sveglia, centrocampo che stiamo dormendo, dai. Che gol che mi ha fatto, puttana merda. Mamma mia, un Eurogol, Fioi, un Eurogol. Fallo, ma regola di vantaggio, oh, fallo però. Attenzione, Vidal ha fatto un gol, ragazzi, una cosa che va al di là di tutto, cioè... Go, super goal! No, non dormiamo così, però... Non possiamo regalare ste robe. Ah, dai. Ah, meno male. Però non possiamo regalare sti palloni. Se appena la palla cerchiamo di fare un cambio. Ecco, alla rimpallo sfavorevole. Bravi, Fioi. Cazzo. Occhio Fioi, occhio però. Mamma mia, mamma mia. Che rischio. Andiamo a fare qualche cambio, ragazzi. Allora. Esce il distruttore al posto di Vidal. Mettiamo... Cazzo, non centrocampista, ma porca puttana. Togliamo Higuain. E mettiamo... Muriel, mettiamo Asamoah per Elsha e mettiamo Callecjon per Vidal perché, vabbè, anche se non è il suo ruolo, chi se ne frega, dai. Buttala su, non c'è nessuno, non c'è un cazzo di nessuno, ma porca mignottona. Bravissimo Quadro. Bravissimo Quadro. No, che palle però. Dai la remontata, dai la remontata. Occhio. Ah,
No, stiamo pareggiando, scusate ragazzi, sto anche vaneggiando, molto bene. Tensione alle stelle allo Juventus Stadio, ancora il tiro da fuori, non è mica sempre domenica però Beppe. Vai, in profondità, bello per Igua, vai Pipitone, vai Pipitone. No, è lento Igua per queste cose. Ocio Fioi, 83esimo. Vaneggio qua, non capisco il perché. Ecco qua, Pogba Fioi, Pogba. Entra Marchisio. Tira! Rigore. Che cazzo succede? Muria, cosa fa? Ma dai, ma cosa ho fatto? Boh. Non ci credo. Non ci credo. No, che tiro di merda! Che tiro di merda! Che tiro di merda! Ocio Fioi. Dai, anche un pareggio va bene. Bravo Pepone. Dai, dai, poi il portiere in uscita. Dai che la prendiamo noi, dai che la prendiamo noi. Bravi. No, no, ste robe a centrocampo. Bravissimi. Fuori gioco, madonna, ma volete rientrare però, madonna, non sono talmente panzoni che non riescono neanche a rientrare, 90esimo. 90esimo ragazzi. Ocio, adesso prendo il gol, no Fioi adesso. Non ci credo. No. Mamma mia, ma è finita! È finita! Bella, bella. Supplementari, tia. Che partita assurda. Tevez da lui è un fenomeno, tia. Tevez è qualcosa di un altro pianeta da lui. Mamma mia. Mamma mia che partita. Bravi, vai Asa. Rimessa nostra, rimessa. No, come no? Pazzesco, Fe, pazzesco. Vai Carlitos. Vai Muriel. Fallo. Ammonito. Rosso. E se ne va sotto la doccia. Espulso Ogbon. E questa è la partita, ha vinto lui. Merda, no, ste contropiedi così. No, Fe, non posso prendere contropiedi in 10 contro 11, no che credo. Occhio. Vai Tevez. Bravo. Non ci credo. Dai che siamo un uomo in più, manca un difensore, porca puttana. Beh, è bellissima, questa è veramente bella, ragazzi. Mamma mia. Momento di panico, ragazzi, per i dominatori sexy. Siamo ai tempi supplementari di questa amichevole tra Simo e Comendone. Anzi, da quando siamo in 10 sta giocando meglio lui di brutto, eh? Ma ricordiamo che lui, ragazzi, 104 vittorie e 11 sconfitte, è un curriculum fantascientifico. No, ste robe però, no, ste coglionate però. Vai quadro. Niente da fare. Dai, Naingo. No, cazzo, però. Niente da fare, si dorme. Mamma mia, bloccala però.
Bloccala, cavolo. Sono stanchi i miei. Sono molto molto stanchi, ragazzi. Dio mio, che partita però effettivatissima. Mi aspettavo una goleada, invece quantomeno, insomma, tenendo botta, un po' di sofferenza magari perché lui tira tanto da fuori, fa tanti tiri, però per il momento insomma siamo in parità, stiamo attenti perché c'è il calcio d'angolo e qua è sempre pericoloso di solito. Gioco in pausa, in attesa dell'avversario. Vedo che ha fatto un gol da fuori, mamma mia, una fucilata. Il classico tiro della domenica che però è andato, oh, esce. È uscito, esce. Davide lui, attenzione, prova tutto aperto di testa, ragazzi. E Daniel Sturridge segna lui. Fine primo tempo. Fine primo tempo, ragazzi. Fine primo tempo. Bravi. Ah, Dio mio, che cagate comendiane, dai. Sì, vabbè, se mi entrava anche questo veramente andava a casa, eh. Prova tanti tiri da fuori, eh. Il Simo è un tiratore da fuori. Vai Tevez, proviamo anche noi. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. E Daniel Sturridge. Anch'io da fuori prendo la traversa. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere, fioi. Non ci voglio credere. Occhio. Bravo. Mamma mia. Mamma mia che partita, ragazzi. Vai Tevez. Ah, che tiro di merda. No. Buttala via, bravo. Dai ragazzoni. Bravissimo Benatia. Dai Callecon. Che anzi che forte, ma Troppo Muriel è veramente fuori dal gioco, Muriel fuori dal gioco. No. Attenzione al tiro. Mamma mia, ma non ho parole. Non ho parole. no, così di non far più. Calci di rigore. Bravo Paulinho. Mi sa che ti cambio con Fernandinho. Pazzesco, mi ha parato un rigore. Parata. Vai Muriel, regalami il sogno. Ma vaffanculo. Parato anch'io. Sai già come sono i rigori, no? Oh! Parato anche nel cuore, lui me l'ha parato. Mamma mia. Gol. Mamma mia che partita. Che rigori, ragazzi. Vai Caie. Gol. Attenzione a Balotelli, lo pariamo al ballo, me lo sento. No. Ta morti. Dai Tevez. Solo a giro sto qua, ma come cazzo sei? No. Ma no. Che parata. Che rigori, ragazzi. Arturo. Fidal. Che rigori. Vabbè, proviamo la pazzia. Vabbè. È andata male, ragazzi. Saluto del Comendone veneziano. Un pareggio. Vince i rigori, che partita bella. Un pareggio 2-2. Ma poi ai rigori ha vinto il buon Simone. Raga, un saluto del Comendone veneziano. Che bella partita. Veneziano, come
Commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.